Abbiamo portato una semplice modifica elettorale per portare da 60 a 50 i giorni per indire le elezioni regionali, per metterci in linea con tutte le altre regioni italiane che dovranno andare ad elezioni nei prossimi mesi, e ci auguriamo che il governo però ci dia una risposta veloce e concreta. Non possiamo restare nel limbo per i prossimi mesi perché il governo non decide. Noi saremo pronti ad andare anche già nel mese di luglio, ma siamo possibilisti anche nel trovare un'intesa per settembre. Questa mattina purtroppo qualcuno parla già di un'ipotesi di ottobre. Diciamo che il partito del non voto si sta facendo sentire. Molti hanno paura della democrazia, molti hanno paura del parere dei cittadini e diciamo le stanno studiando tutte per non farci votare. Dal 3 di giugno riapriranno ovviamente tutte le attività, la gente potrà andare in vacanza, la gente già da settimane lavora, non si capisce per quale motivo in questo paese non si può mai votare e si trova sempre una scusa per un rinvio. Noi riteniamo che non ci sia nessun motivo che possa prorogare ulteriormente i tempi per poter indire le elezioni regionali. Nessun motivo sanitario in particolare, perché anche il Comitato Tecnico Scientifico, anche nazionale, non ha dato nessuna indicazione che il periodo anche estivo possa essere di ostacolo ad indire delle elezioni. È semplicemente una scelta politica. A questo punto noi riteniamo che possiamo andare a votare il prima possibile. Nessun elemento ostativo vi è, quindi possiamo andare. Adesso stiamo discutendo su una norma molto semplice che ci va comunque ad equiparare con le altre regioni italiane. Quasi tutte hanno quello stesso tipo di sistema elettorale per l'indizione dei comizi elettorali e della campagna elettorale. Non vedo dove sia lo scandalo che anche il Veneto si adegui anche alle altre regioni. Noi riteniamo che prima possibile è meglio, è un procrastinare una data che non ha senso. Se non è luglio, che sia prima possibile, va bene anche settembre, però devono anche spiegarci perché. Non ci sono motivazioni chiare e valide, soprattutto supportate da elementi sanitari. Un dibattito concentrato su quella che è appunto la situazione collegata al Covid e soprattutto collegata alle elezioni regionali. Delle elezioni che saranno sicuramente atipiche. Ci troveremo di fronte a una campagna elettorale, non si sa, magari anche durante l'estate, ma lontana dalla gente. La paura della gente c'è ancora su quello che può essere il contagio e quindi la comunicazione sarà fondamentale tramite i social, tramite la TV. E sicuramente quello che è importante è poter essere operativi e saper comunicare i propri programmi. Su questo sicuramente la necessità che ci sia una condivisione anche degli obiettivi al di là dell'appartenenza, maggioranza e opposizione. La democrazia è fondamentale e quindi su questo spero che il dibattito in aula porti a una condivisione di obiettivi che sono sicuramente volti a quella che è la possibilità dei veneti di potersi esprimere liberamente, democraticamente, scegliendo i propri candidati, come è possibile fare in regione. Penso che la data di luglio sia quasi impossibile e quindi ci troveremo dopo le ferie a trovarci di fronte alle elezioni. Speriamo appunto senza qualsiasi complicazione dovute a una ricaduta del coronavirus. Fratelli d'Italia ha sempre rivendicato la possibilità di votare e di dare la possibilità ai cittadini di esprimersi. Naturalmente questo governo, il centrosinistra e i pentastellati stanno facendo di tutto per non fare votare. Evidentemente sanno che perderebbero le elezioni. Noi oggi con questo dibattito, con questo voto, adeguiamo il Veneto alle altre regioni, dando un termine molto congruo. Prima si vota, meglio è. Io credo che oggi in sicurezza si può fare tutto. Come si fa al supermercato e in farmacia si può anche votare. Siamo persone responsabili e il voto è un diritto democratico. La data dell'elezione la deciderà il Parlamento. Noi qui in Consiglio regionale possiamo modificare come si andrà a votare e se dobbiamo farlo lo faremo dando la possibilità a tutti di partecipare a queste elezioni nelle migliori condizioni possibili, perché queste sono le regole della democrazia. Quindi non si tratta tanto di accorciare i tempi per andare a votare a luglio. Il Presidente ha detto che a settembre si può fare la mostra del cinema al Lido e si possono fare anche le elezioni come si fanno in tanti altri paesi europei, ed è per questo che la fretta di modificare la legge elettorale ci induce invece alla massima attenzione a quelle che sono le regole del gioco, e le regole del gioco devono essere uguali per tutti.
Oggi in aula votiamo una norma inutile e dannosa. Inutile perché sarà il Parlamento a decidere sulla data delle future elezioni regionali, comunali e sul referendum, e dall'altra dannosa perché si limita così il diritto di altre liste a partecipare alle prossime elezioni regionali, dato che si riducono i giorni per la raccolta delle firme. Quindi non ha assolutamente nessun senso quello che stiamo facendo oggi in Consiglio regionale e auspico che vi sia comunque una presa di coscienza sul fatto che è necessario andare a votare insieme per le 3 consultazioni, ovvero le comunali, le regionali e il referendum, questo per limitare sia i costi sia il rischio del contagio del coronavirus. Le elezioni, compatibilmente con l'andamento del contagio del virus, e quindi aspettiamo anche una decisione da parte dei tecnici del Comitato Tecnico Scientifico. Chiaramente, se non sarà possibile farlo in autunno, auspichiamo che sia comunque in settembre, che mi pare sia quella che è la scelta che va per la maggiore, insomma, in questo momento. Siamo contrari all'ipotesi delle elezioni del 26 luglio, prospettata solo da Zaia. Neanche nel centrodestra tutti sono d'accordo, anzi a partire da Salvini non è d'accordo su questa data, per un motivo principale. 26 luglio significa che siamo dentro la stagione estiva, dentro alla stagione turistica. Andare a colpire così duramente il turismo, che già vivrà una stagione difficilissima, è un gravissimo errore e mi sorprende che il Presidente Zaia non ci abbia riflettuto rispetto a questa ipotesi. Troviamo una data comune, facciamo un election day, mettiamo insieme referendum, elezioni amministrative e elezioni regionali in modo da risparmiare ed evitare di esporre al rischio i cittadini del Veneto.